Organizzare questi bambini con la loro curiosità ovviamente e anche con un discorso costruttivo con la Chiesa, perché la Chiesa ci ha sempre dato una mano. Noi i primi casi che abbiamo trovato la Chiesa e quindi con la Chiesa non abbiamo problemi. Accompagnare un gruppo di bimbi musulmani in visita ad una chiesa. L'idea è del rappresentante della comunità marocchina Kezraji, un modo per mettere fine alle polemiche scoppiate dopo la gita di alcuni piccoli alunni di un asilo parrocchiale di Ponte della Priula nel centro islamico di Susegana. Questo può essere una risposta alle polemiche inutili e anche per dare una strada al buonsenso. Kezraji ha rilanciato l'idea con un post su Facebook, ricevendo in poco tempo molti riscontri positivi da parte delle famiglie di fede musulmana. E già tanti mi hanno chiesto se potevano partecipare. In queste ore Kezraji sta prendendo contatti con 2 parrocchie della Marca per organizzare quanto prima la visita. Io vorrei farla a dove sono nati i problemi. Quindi a Susegana. A Susegana, sì, a Susegana avrà un buon senso. Quei bambini si sono inginocchiati verso la Mecca, alla moschea. I bimbi musulmani si faranno il segno della croce in chiesa. Ovvio che questa è una scelta, diciamo, le scelte sono da rispettare. Io non posso né dei miei figli né dei figli delle altre a dirgli che cosa devono fare. In tutta questa vicenda il rappresentante della comunità marocchina ha una certezza che si tratti esclusivamente di una polemica politica. Non è stato nessun, né il vescovo né qualche prete ha parlato male di questa polemica, quindi vuol dire che la Chiesa ha capito che per rafforzare deve avere dei stimoli. Un'idea, quella di Kezraji, che aveva avanzato anche la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Elisabetta Gardini, che in queste ore ha scritto una lettera alle maestre della scuola dell'infanzia di Ponte della Priula. Se dei bambini cristiani entrano in moschea con l'imam, si inginocchiano rivolti verso la Mecca e si prostrano secondo il rito islamico, è giusto aspettarsi reciprocità. Se vogliamo chiamarlo dialogo, ora siano i bambini musulmani a entrare in chiesa con il parroco, inginocchiarsi sui banchi, congiungere le mani e conoscere come preghiamo noi cristiani. Questo è dialogo, tutto il resto è sottomissione culturale. E sulla vicenda è nuovamente intervenuto il presidente del Veneto Luca Zaia. Penso, ha detto, sia stata utile la visita alla moschea perché è un fatto formativo, aiuta il dialogo interculturale e anche a crescere. E così spero che faccia anche con le sinagoghe o con i templi buddisti, dopodiché mi sarei fermato lì. È un po' scappata di mano la situazione, sicuramente in buona fede, ma che passi tutto in canarina, che si dica che è tutto normale, anche vedere dei bimbi che fanno finta di pregare, non penso che abbiano pregato, anche a no.